Torniamo allo sport con il nuoto e la terza edizione della Treviso Swim Cup. Luca Ginetto. Le stelle del nuoto internazionale hanno fatto tappa per il terzo anno consecutivo al centro natatorio comunale di Treviso per la Swim Cup, singolare gara nel panorama nazionale, poiché offre agli atleti la possibilità di gareggiare in quante prove vogliono. La caratteristica di questo evento è di raccogliere, oltre che il numero di atleti elevato, anche la possibilità di gareggiare in numerose gare e quindi gli atleti si sperimentano in tante discipline diverse, in tante istanze di gara diversa e quindi una densità di manifestazione davvero elevatissima. Oltre 1000 gli atleti iscritti di 56 società provenienti da tutta Italia, circa 3500 presenze gara spalmate in un programma di 22 ore di gare aperte a tutte le categorie, dagli esordienti agli assoluti. Swim Cup, che ora è diventata un circuito, al momento con 3 tappe. Siamo convinti che per poter far crescere degli eventi di questo livello la strada migliore sia quella della sinergia con altre manifestazioni, metterle in rete, lavorare insieme. Quest'anno siamo in collegamento con Bressanone e Pesaro e quindi abbiamo già un trittico di manifestazioni che vanno nel periodo dalla fine di maggio ai primi di luglio, che permettono agli atleti di gareggiare in 3 tappe diverse, in momenti diversi, con programmi di gare anche differenti e avere quindi in un arco di tempo di un mese diverse possibilità di competere.